con il numero 11 Edoardo Boscaro, con il numero 6 Filippo Ciambetti, con il 7 Jacopo Reniero, con il 9 Andrea Tognetti, con il 27 Giovanni Lanaro, con il 28 Andrea Roman, con il 30 Nicolas Carpinelli, con il 95 Luca Fortuna, con il 13 Antonio Rubega, con il 43 Ray Flaminio, allenatore Carlo Bertinato. Il Seregno con il numero 2 Sati Velasquez, con il numero 3 Mauro Piazza, con il numero 9 Gioele Lazzari, con il 14 Leonardo Colombo, con il 17 Ricky Tessarolo, con il 30 Luca Vaghi, con il 33 Marco Tremolada, con il 36 Edoardo Febbo, con il 18 Lorenzo Uboldi, con il 12 Leonardo Reggio, allenatore Luca Zaroni. L'arbitro sarà il signor Matteo Righetti di Sarzana, l'ausiliario Gabriele Marini di Lodi. Buona partita a tutti! Buonasera dal Palazzo Maschini di Seregno, è la penultima di Serie A2, di fronte il Seregno e il Trissino in questa gara che può valere i playoff per i padroni di casa e vale già una stagione per gli ospiti, perché hanno disputato un campionato di livello assoluto. In questo momento il Trissino in classifica è a 3 punti dal Tiene capolista. Non farà i playoff promozione, perché la formazione di Carlo Bertinato ovviamente è la seconda squadra, il farm team come si dice così per tutti gli sport d'oltreoceano, e quindi non parteciperà ai playoff, ma il campionato è stato di altissimo livello. Il Trissino arriva da 2 vittorie secche, 5-1, 3-1 nelle ultime 2 giornate disputate rispettivamente contro il Valdagno e il Recoaro. Seregno che invece deve vincere, se vince sarà ai playoff, in caso contrario il Sandrigo non dovrà vincere la sua sfida di questa sera contro il Roller Bassano. Quindi saremo qui ovviamente a raccontarvi questa partita, per voi Paolo Virdi insomma è risaputo e seguiremo anche la sfida di Sandrigo, tra Sandrigo e Roller Bassano. Non possiamo fare altrimenti, perché i destini di Sandrigo e di Seregno per l'ultimo posto per i playoff sono segnati. Nel caso in cui il Seregno non vincesse o pareggiasse e vincesse il Sandrigo, si andrebbe poi all'ultima giornata col Sandrigo che andrà a Tiene e il Seregno che andrà a Recoaro. Ma questa è tutta un'altra storia. Con il numero 43 in porta del Trissino Re Flaminio, con il 27 vediamo Giovanni Lanaro, poi adesso ve li dico Luca Fortuna, Carpinelli e adesso in possesso di sfera il 9, tanto proprio la prima conclusione di Andrea Tognetti, e dunque c'è solo Andrea Tognetti, non c'è Francesco. Adesso le formazioni, quindi i 5 che vi ho detto, con Andrea Tognetti, Carpinelli, Lanaro. Attenzione intanto alla seconda conclusione, parte all'arrembaggio la formazione trissinese, ancora con un tiro, questa volta strozzato il Seregno invece con Reggio, Fiazza, Lazzari, Velasquez e Marco Tremolada. Qui intanto ecco l'incursione da parte del numero 11 Edoardo Boscaro, è lui il capitano, Edo Boscaro, il capitano del Trissino, va a prendersi il fallo, il quarto titolare. E poi in panchina c'è Antonio Rubega con Filippo Ciambetti, Jacopo Reniero, Andrea Roman e Luca Fortuna col 95. Io vi avevo dato Fortuna titolare, ovviamente è Boscaro.
e proprio lui in possesso di sfera. Adesso fa l'attacco a Giovanni Lanaro, sportellate con Fiazza, è cresciuto il fratello di Edo Lanaro, davvero in maniera impressionante, la struttura fisica, anche tecnicamente hanno lavorato veramente molto molto bene i giocatori trissinesi. Pensate che il Trissino ha mandato a referto 10 giocatori in questa Serie A2, 15 gol a testa per Andrea Tognetti e proprio Edo Boscaro, e poi via gli altri, 8 Fortuna, 7 proprio Giovanni Lanaro. Attenzione a Fiazza che però entra in area, viene contrastato, tiene anche la stecca qui Carpinelli. C'era un fallo di squadra che Righetti ha dato senza fermare il gioco, quindi una soluzione ok, però ci poteva stare che fallo qua. Marco Tremolada poi arriva in tuffo, spiazza, poi Fiazza, attenzione a questa pallina sul secondo palo che taglia 2 volte l'area lì davanti, resta al terra e il contropiede di un 3 contro 2 deve essere fermato perché ha un colpo al volto credo su Andrea Tognetti. Mauro Tettamanzi, Matteo Corbetta a regia con me stasera. Vedete questa palla, la toccata e poi forse la stecca di un giocatore del Seregno, la puoi rimandare Matteo perché è a terra. Tognetti un colpo al volto, ma si è appena rialzato, quindi vedete in tranquillità, tutto a posto, sì, senza farlo apposta, proprio Velasquez che lo prende. Velasquez aveva già la testa dall'altra parte del campo perché stava per ripartire, quindi c'è totale involontarietà. E dunque c'era una ripartenza del Seregno che è stata stoppata e quindi si va a giocare in 4 contro 4. Trissino che è partito fortissimo. Intanto Luca Fortuna è entrato proprio al posto di Andrea Tognetti. Qui Giovanni Lanaro fa ottima pressione, recupera una gran pallina su Marco Tremolada e quindi Boscaro, laterale di destra, si accentra, va a servire Carpinelli, alza la testa, il figlio di Carlos Carpinelli, lo ricordiamo, una vita, lui è argentino, arriva qua intorno alla fine degli anni 80, tantissimi anni a Trissino, un anno lo ricordo anche personalmente all'Hockey Club Lodi, al Granata Lodi, parlo del 90, credo 93, 94 forse, e poi si è stabilito qua in Veneto. Il figlio direi che segue le orme del papà. Attenzione a Velasquez, invece sradica questa pallina davanti a Flaminio, il gol di Santiago Velasquez, il vantaggio dopo 1:42. Scippo, furto a Boscaro, contropiede e Piccadigna in gol dell'argentino. Qua, mamma mia, pulitissima la pallina, poi alza, schiaccia Santi Velasquez. C'è il vantaggio del Seregno. Al primo tiro in porta passa la formazione di Luca Giaroni. Occhio a Santiago Velasquez, è migliorato tantissimo, è un fattore anche in fase offensiva per lui. Questo è il gol numero 20 di questa stagione, è un difensore e di questi 20 praticamente 15 determinanti al fini della classifica di questo Seregno che è avanti 1-0, ma la partita è lunga, lunghissima. Ora Fiazza per Lazzari, uno degli argomenti che non sono ancora riuscito ad affrontarvi, perché vi ho detto che ha vinto 5-1, 3-1 le ultime due il Trissino, quindi incassando solo 2 reti, uno in 100 minuti. Per contro il Seregno viene dalla sconfitta di Tiene, che andrebbe analizzata perché 5 pali, 5 testa a testa o contropiedi 2 contro 1. Attenzione al secondo palo, qui Boscaro bravo a anticipare Velasquez, poi arriva Gioele Lazzari che è un ex, perché esce dalla cantiera ed è in prestito da Trissino, che a Seregno ha fatto una grande stagione Gioele. E ora attenzione il lotta, Righetti fa usare il fisico Fortuna e Lazzari, che ovviamente ha una motivazione in particolare, se si può avere una motivazione in più, giocare contro gli ex compagni, però non è mai una partita come le altre per Gioele, questo è comprensibile. Qua Fortuna, attenzione, Reggio in pantaglia, sicuro, centrale, tiro non pericoloso. Velasquez attaccato molto bene da Giovanni Lanaro, poi bravissima, altra palla recuperata da Lanaro. Carpinelli, arriva Fiazza che gli stoppa la pallina
sul tiro. Qui non c'era angolo per convergere verso la porta di Reggio. Prova questa conclusione, ma ormai con il corpo Carpinelli era con le spalle verso la balaustra, lì era difficilissimo balisticamente andare a impegnare Reggio, quindi però c'è il possesso ovviamente per la deviazione e ci sono 28 secondi ancora di possesso. Qui una spallata su Tognetti. Tognetti è passato 2 volte dietro la porta, ha preso una steccata sulla bocca, una spallata contro la balaustra. Qui c'è il blu a Fiazza. Blu a Fiazza per questa spallata, ha consentito spallate per tutti i primi 3 minuti e quindi blu a Fiazza. Matteo Corbetta dalla regia, se ci lo fai rivedere. Attenzione, arriva anche un giallo a Giaroni. Ok, cominciamo con la... Arriva Fiazza, sì, ma vabbè, ma questo non è mai cartellino blu, la spallata in balaustra. Se diamo un cartellino per ogni spallata in balaustra, giochiamo tutta la vita in power play alternati da una parte all'altra. Abbaio colossale l'arbitro sarzanese, che è arrivato in sostituzione di Lossi, che non si è, era l'arbitro designato. Questo è un blu che davvero non ci sta nella maniera più assoluta. E quindi power play, 2 minuti per il Tristino, che è una squadra che il power play lo sa giocare molto bene. Carlo Bertinato in panchina, bravissimo Carlo Bertinato. È entrato Jacopo Reniero, lui con Boscaro, la deviazione, poi attenzione perché Velazzari lascia la pallina e ne esce un 3 contro 1, attenzione al Tristino, la palla è lì, la stoppa Giovanni Lanaro che con praticamente il proprio pattino. Qui occasione colossale per i vicentini, mentre c'è anche un po' di pubblico questa sera al Palazzo Maschini, direi finalmente da fuori la conclusione centrale e arriva il pareggio proprio di Gio Lanaro al 3:26. Qui il rebound e il tap-in vincente da parte di Lanaro. E poi col power play di 2 minuti, ecco, è una cosa che ripeto da quando è entrata questa regola: la pena di 2 minuti di power play non cioè non sospesa quando si incassa un gol per una spallata in balaustra è irrisoria, non vale un gol, ma ne vale il fatto che il Tristino adesso può giocare ancora un minuto abbondante e provare addirittura a segnare 2 o 3. Ecco, per una spallata in balaustra incassare 3 gol c'è veramente una disparità, è una diseguaglianza tra il metodo arbitrale, il regolamento e la partita. Qua Lanaro e poi arriva Velasquez ad anticipare Andrea Tognetti. Qui Lazzari attaccato da Giovanni Lanaro, adesso Velasquez con Marco Tremolada che prova a fare protezione e poi qui è fallo di Squadra, è stato schiacciato in balaustra esattamente come dall'altra parte, giallo anche a Lazzari. Righetti è riuscito in 3 minuti a perdere in mano una partita tra ragazzini, voglio dire, che partono dal 2009 fino al 2004-2003. Direi che non era impresa semplice. Ora Marco Tremolada intelligentemente va nell'angolo opposto, molto bravo a leggere questa situazione, e quindi il Tristino che può proseguire intanto a Sandrigo. 2-1 per il Sandrigo sul roller Bassano, 22:06, quindi ancora quasi 40 secondi, 30 secondi abbondanti di power play per il Tristino, che attacca ancora Lanaro Boscaro, adesso un po' lenta la manovra dei ragazzi di Bertinato, c'è Carpinelli di là, Lanaro si scambia con Boscaro, arriva Boscaro al limite sul rovescio centrale, la risposta invece da parte di, attenzione che c'è un aggancio di Boscaro e questo blu è sacrosanto da regolamento e dunque pari e patta si va di là con il Tristino, che avrà qui, ci giocheremo 15 secondi 3 contro 3 e poi 1 minuto e 45 in superiorità per il Seregno. E dunque il Seregno di là con Marco Tremolada attaccato da Lanaro, poi la palla resta lì, 2 colossi fisicamente, attenzione perché Lanaro e Tremolada sono al trash talking. Adesso Boscaro attaccato da Fiazza, appena rientrato dalla panchina. Direi che Righetti ha perso la partita in mano completamente, è una cosa che non deve mai accadere, ma mai.
perché forse non si percepisce da casa, c'è veramente tanto trash talking e situazioni di nervosismo. Adesso parte il power play, 1 minuto e mezzo, poco più, per il Seregno per attaccare il triangolo difensivo trissinese con Fiazza, Lazzari, ancora Fiazza, c'è spazio, la conclusione, la palla che è larga. E poi io credo che ci sia un time out chiamato da Giaroli, esatto, dopo soli 5 minuti e mezzo. Andiamo a vedere cosa succede allora sulla pista di Sandrigo. Siamo 2-1, il vantaggio di Brendolin, il raddoppio di Poletto e il gol di Ettore Barbieri tutto questo nei primi 5 minuti. Situazione, anche falli, 3 contro Sandrigo, 0 contro il Bassano, ma lì mancano 10 minuti, poco più alla fine, qui ne mancano 19 e mezzo, quindi partita che è andata, anche se è iniziata alle 20:45, via molto più velocemente rispetto alla sfida qui del Palazzo Maschini. Siamo 1-1 con il gol di Velasquez e il pareggio di Lanaro. Si riparte, quindi Seregno in 4, adesso Trissino che deve uscire, lo fa dalla propria area con Carpidelli, scusate, Jacopo Reniero per Tognetti, ancora Tognetti, chiuse Velasquez, bravissimi alla gestione, attenzione perché è un 2 contro 1, Velasquez, la palla che sfiora il montante e si perde alta, attenzione perché il Trissino non gioca a difendersi ma gioca a cercare gli spazi molto bene e trova una triangolazione. Beh, grande azione del Trissino, grande azione di Andrea Tognetti, Reniero e Lanaro in 3 arrivano all'1,90 col pattini comodamente, Fiazza, spazio, ancora prova un tiro ma c'è troppa visuale davanti a Ray Flaminio, ancora Fiazza che tiro, il rebound col guanto, con lo scudo da parte di Flaminio. Attenzione perché arriva Lazzari che prova la media vuelta, Fiazza, Velasquez centrale e poi Fiazza. Ora Lazzari, è entrato il quarto uomo di movimento del Trissino, Seregno che ha attaccato male con lentezza il triangolo difensivo e invece Trissino che ha saputo gestire molto bene i tempi e spazi. Adesso Lazzari che gira dietro porta, se la alza e c'è una deviazione ed è Luca Fortuna, possesso di sfera, sventagliata di Reniero per Lanaro. Si trova lì Lazzari, Righetti dice che il fallo è di Lazzari. Secondo fallo di squadra contro il Seregno per la distanza di Santi Velasquez. Sulla conclusione di Reniero e Fortuna la stoppa, ma palla è alta e dunque Velasquez va nell'angolo, la palla rimbalza sull'asse della balaustra ma favorisce Fortuna che va da Reniero e poi Tognetti. Ancora Reniero, la destra, attenzione, la finta, poi mette dentro la pallina che Reggio tocca e Velasquez può ripartire. Ancora Velasquez, centrale, scende in chiusura molto bene Tognetti, Andrea Tognetti a toccare questa pallina. Adesso intanto c'è un cambio, entra Filippo Ciambetti, eccolo qui, figlio di Bruno Ciambetti, icona del Sandrigo degli anni 80-90. E adesso Andrea Tognetti, attenzione perché c'è un blu a Fortuna e Vaghi. Questa sera la sagra del blu.
che non puoi non parlare dell'arbitraggio, è una parte integrante della partita e in questo momento è la parte che condiziona purtroppo la partita. Il nervosismo è iniziato prima e quindi adesso no, devo dire che Luca Fortuna è un classe 2008, vaghi 2009, quindi parliamo veramente di ragazzi, quindi insomma non deve essere difficile tenere male una partita, anche se per la Serie 2 un arbitro, lo sapete, è veramente poco, perché attenzione, intanto adesso 2 minuti di 3 contro 3, segna Filippo Ciambetti, il nuovo vantaggio del Trissino, dormita difensiva del Seregno, l'assist credo che sia di Reniero. Vedete, blocco alto, poi guardate Ciambetti che si apre molto bene, perso forse da Lazzari, e arriva l'1-2 e quindi il Trissino adesso è in vantaggio nella sagra dei cartellini blu. Ne abbiamo già visti 4 in 8 minuti quindi Trissino che ora è avanti per 2-1. In questo momento il Sandrigo sarebbe a soli 2 punti. E dunque sto nervosendo veramente tutti i Righetti col suo metodo arbitrale. Adesso si riparte ancora con Ciambetti che taglia, Andrea Tognetti largo per Reniero, Reniero molto positivo, questa palla dentro colpisce Fiazza e poi Velasquez che va a giocare qui negli spazi, male l'uscita del Seregno adesso che recupera, poi 1 contro 3, Ciambetti va su Fiazza, poi lo chiude in balaustra, di là era blu e questo è quello, è lo stesso fallo identico di Fiazza, proprio identico, non è mai blu questo, è un fallo di squadra, come non era blu quello di prima che ha portato il gol all'1-1. Questo solo per evidenziare il fatto che se si fischiano tutti i falli, tutte le schiacciate in balaustra con dei cartellini blu non è più hockey, ecco. Ora concentriamoci sulla partita. Lazzari attaccato da dietro, va da Fiazza. Ora Fiazza per Santi Velasquez, il taglio di Fiazza e l'anticipo perfetto ancora di Jacopo Reniero. Sta giocando una partita sontuosa tra giocate e assist, il numero 7. Abbiamo attenzione intanto Velasquez per Jacopo Reniero, un classe 2008 e pallina pericolosa davanti a Flaminio, qua Ciambetti e poi Lazzari arriva in emergenza a recuperare questa sfera. Gioca ancora 3 contro 3, si è giocato più in inferiorità che in parità numerica in questo inizio di partita, perché sono passati 9 minuti e mezzo, si è giocato 2 minuti di superiorità il Seregno, 2 minuti di superiorità il Trissino e altri 2 minuti di 3 contro 3, quindi praticamente 6 minuti su 9 minuti e mezzo con l'uomo in meno, una o due le squadre o entrambe dei 10 che dovrebbero essere. Ora Lazzari è attaccato da Tognetti, bravo Tognetti, qui c'era un fallo con un abbraccio grande come una casa da parte di Lazzari, ma non l'ha visto. E poi Velasquez, la palla poi messa dentro da Ray Flaminio, che ha toccato la bifaglia. È un replay al volo, perché questa pallina Flaminio l'ha rimessa 1 metro nell'area, gli ha dato palla come se avesse toccato la palla al portiere per un fallo girata dietro la porta. E vediamo cosa succede, che arriva al tiro Ray Flaminio, la palla era completamente in area, ma di 3 spanne. Mamma mia, che errore colossale. Qui Trissino riparte e qua c'è, attenzione, un cartellino blu per Fiazza. Tognetti è rimasto attaccato a Fiazza, secondo cartellino blu per Fiazza. Partita davvero inguardabile da parte dell'arbitro Righetti. I due sono attaccati, perde la stecca, va giù il giocatore del Trissino e blu per Fiazza. Il problema è che adesso Fiazza con 2 blu rischia di prendere un rosso e di saltare anche l'ultima partita, e quindi condiziona in maniera devastante la prestazione del Seregno, del capitano del Seregno.
Io tutto mi sarei aspettato, ma non una cosa del genere. Quindi 10 minuti, si arriverà a 12 minuti, dei quali 8 giocati con qualcuno in inferiorità, in una partita tutto sommato corretta, dove non sono state partite steccate a destra o a manca. Intanto è arrivato anche Girardelli, sotto di lui, di fianco a lui con la Maria sotto Cesana, manca il quarto per fare una squadra da scudetto, e comunque Cesana Girardelli nel Vercelli 82-83 qualcosa hanno vinto, tutto, il primo triplete della storia. Quindi power play per ennesimo per il Trissino, Tognetti, Reniero, che è davvero un fattore, Fortuna e Ciambetti. Febbo, Tessarolo e Santi Velasquez per un Seregno adesso in grossa difficoltà, perché davvero le decisioni arbitrali sono state avverse, ma in maniera proprio totale. Adesso il Ciambetti per il Trissino, Veronica esce fuori, questa gran conclusione, qua un miracolo di Reggio, distinto con la punta del guantone a togliere questa pallina, palla alta, che sarebbe del Trissino perché l'ha buttata fuori Reggio, ma la palla l'ha andata al Seregno. Se state contando gli errori arbitrali, questo mettetecelo, come quello su Ray Flaminio con quella pallina che era assolutamente in area. Ora Fortuna per Reniero, su Ciambetti, laterale sinistra offensiva, ancora Reniero, Tognetti, questo rovescio un po' sballato, Ciambetti ha una mano da dietro porta e poi Reggio che la prende addosso sulla spallina di posizione. Questa davvero non l'ha vista partire, è una gran conclusione di Tognetti. E poi un fallo di Fortuna, che è il fallo numero 7 da parte del Trissino. Siamo già a 10 falli di squadra e 5 cartellini blu, se non sbaglio. Ciambetti per Tognetti, dentro Reniero che vede arrivare Tessarolo, poi Febbo si ferma e va a occupare la posizione in centro area, ancora Ciambetti, fuori per Tognetti, Fortuna e poi Reggio che la prende e la salva sulla riga, gran parata di Leonardo Reggio, che adesso si prende gli applausi di tutto il pubblico. 5 cartellini blu e 10 falli di squadra in un quarto di partita. Ora Reniero, Tognetti, Fortuna e qui Reggio va a toccare la sfera dietro porta, cioè fuori dall'area di rigore. 13:22, si entrerà a 13:05, quindi ancora una quindicina di secondi per questo power play, poi garantito ne vedremo tanti altri. Ora Andrea Tognetti che carica e poi va ancora Reggio, Febbo prova a involarsi uno contro tutti, Febbo, ancora Febbo che recupera sfera e poi il Trissino che può ripartire, è entrato il quarto che è Lazzari. Qua Febbo, bravissimo Febbo, finta, poi va da Tessarolo, ma quanto è migliorato Edoardo Febbo. Qua Tessarolo ha una mano, ora Tessarolo davvero in gas, Marco Tremolada per Tessarolo, alza, c'è la deviazione e poi Ciambetti che va a recuperare pallina. Con il Trissino, con Reniero a una mano, non esce Fortuna dietro porta in tempo per l'assist immaginifico del numero 7 che poi alza e colpisce la parte superiore della porta. Ora il time out lo chiama Carlo Bertinato, mentre a Sandrigo siamo 3-2 per il Sandrigo. Ha allungato ancora Brendolin e poi
Mattia Tottene a 2,38 dalla fine, ha appena realizzato su rigore il gol del roller, quindi 3-2 per il Sandrigo. E stando così il Sandrigo sarebbe a -2 dal Seregno. E nell'ultima, ricordiamo, ci sarà Tiene Sandrigo e Recuaro Seregno. 12:10 alla fine, qui andremo molto lunghi. Per Sandrigo Bassano, Alfonso Rago come arbitro internazionale. Partite di Serie A2 arbitrate da un solo arbitro è qualcosa di veramente complicato, perché le partite di vertice di Serie A2, Tiene Trissino non ha nulla di meno di un Breganze Castiglione di Serie A1, per citarne giusto due partite tra chi sta in basso nella 1 e chi sta in alto nella 2, e un arbitro di differenza è tantissimo, perché c'è tanta velocità. Wow, Marco Tremolada bravo a recuperare e a ripartire. Attenzione a Marco Tremolada, ancora Marco Tremolada, fa saltare la pallina, me l'ha agganciato, e questo è calcio di rigore. Tiro di rigore. È la prima volta nella mia vita che dico calcio di rigore, chiedo scusa platealmente, non mi era mai successo, neanche quando avevo 6 anni, ma Righetti è riuscito a mandarmi talmente fuori giri che ho riuscito a dire anche la cosa che un telecronista non dovrebbe dire mai, mai, mai. Piazza contro Re Flaminio, dai 5:40 l'uscita di Flaminio che va a stoppare la pallina in pantaglia, e dunque il rigore per il Trissino. Qua è stato grande parata ancora di Re Flaminio, ricordiamo lui classe 2007. Adesso a conclusione in tuffo bellissima da parte di Boscaro, e poi va di là, però Febbo, attenzione perché ha perso un giro il Trissino. Febbo si trova di fronte, si allarga troppo, e la diagonale per andare a tirare chiusa. Adesso all'angolo Tessarolo esce senza sfera perché ce l'ha diretto Tognetti, destra Febbo viene saltato, Tognetti dietro porta con Lanaro, Tognetti, Fortuna e Boscaro, questi 4 in questo momento chiamati da Carlo Bertinato, che ovviamente fa ruotare tutti. Non abbiamo visto ancora Andrea Roman. Adesso Giovanni Lanaro con Tessarolo, i due si prendono. Vediamo che dice a Tessarolo che deve cucirsi la bocca Righetti. 10:38 alla fine, 8 falli di squadra contro il Trissino, 3 contro il Seregno e 5 cartellini blu dal signor Righetti di Sarzana. Tanto finito il primo tempo a Sandrigo, 3-2 per i sandricensi. I primi 25 minuti di gioco. Qua Febbo, Tognetti lo anticipa, va di là Tognetti, poi trova sulla propria strada proprio Luca Fortuna. Su Febbo per Gioele Lazzari, Lazzari fa saltare una gran pallina, poi Tremolada, la palla non gli salta sulla stecca, e già di là il Trissino non ci arriva. Boscaro al volo sull'asse di Tognetti, qui Tessarolo entra con il gomito della schiena di Boscaro. Se c'era un blu era questo, ma per Righetti è fallo di squadra, il quarto. Dunque 10:13 alla fine di questo primo tempo, andremo lunghissimi questa sera, immaginabile. Ora Fortuna e Boscaro, laterale di destra, Boscaro va con questa palla morbida per Giovanni Lanaro, arriva Lazzari con garra, poi bravissimo Boscaro a fermarlo, e poi Febbo, però attenzione perché c'è un aggancio con bastone mentre Tremolada stava mettendo in porta la pallina. Pazzesco errore di Righetti, pazzesco, ti prego fammelo rivedere, questo è quanto non si dovrebbe fare, ma mai e poi mai. Ha fischiato l'espulsione in un 2 contro l'1 con l'uomo davanti al portiere. La follia più totale di Righetti. Pazzesco, ma non
non puoi arbitrare in questo modo una partita di hockey, perché la rovini proprio dall'A alla Z, ma mi assumo ogni responsabilità. Pazzesco, un 2 contro 1 per dare un'espulsione. Fiazza per Tremolada, si gioca 4 contro 3. Davvero assurdo quello che ha fischiato Righetti, assurdo. Attenzione a Fiazza, adesso si va di là il Trissino, quindi power play a 9:40 dalla fine. E ora Fiazza per Marco Tremolada e poi Tessarolo. Fiazza e Marco Tremolada, Tessarolo sulla laterale di sinistra che adesso riceve, prende la migliore ma mette un pattino, triangolo difensivo questa volta Lanaro, Tognetti e Boscaro. Non c'è Jacopo Reniero che comunque ha giocato davvero un grande inizio di partita. Cosa fa adesso? Cosa succede? So adesso un cartellino a qualcuno, ne ha girati 6 in un quarto d'ora. Tessarolo e poi Fiazza. E ancora Marco Tremolada per Fiazza. Si muove, c'è Tessarolo, ma chiude molto bene questa pallina. Era ottima. Fiazza aveva spostato la difesa trissinese. Poi qua trova questo diagonale e fa molto bene Ray Flaminio. Tremolada e Lazzari per muovere il triangolo difensivo centrale. Lazzari, il tiro è rasoterra, troppo strozzato. Giovanni Lanaro approfitta degli spazi con un sottogamba. Grande azione di Gio Lanaro, davvero grande azione. Adesso Marco Tremolada per Lazzari e poi qui davvero il numero di Tognetti che poi si invola con l'uomo in meno e qui Reggio deve fare un capolavoro. Qua Lazzari, ancora Lazzari che inciampa sul gancio, può ripartire invece Giovanni Lanaro che risalta due capacità di stecca e davvero elevatissime di Gio Lanaro. E poi come nel burro nonostante l'uomo in meno sfruttano molto bene gli spazi, davvero i giocatori del Trissino sfruttano molto bene gli spazi. Qui Piazza da lontano ancora con un tiro raso terra, 8-0-5, quindi scade ora ed entra Reniero. Poi Lanaro di che sesto cartellino blu è andato in archivio. Adesso Tognetti con Tessarolo che era impostato male con i pattini, viene fischiato un fallo in attacco però al Trissino e qua Tessarolo la ritrova, Tessarolo, e Rubega è bravissimo in questa azione. E tanto è già a 9 falli il Trissino e Giovanni Lanaro stecca davvero molto tecnico, nipote di Girardelli. Qui c'è DNA di gran classe. Ancora Lanaro da metà pista, poi in realtà Reniero la stoppa. No, non può aver dato questo rigore. Lazzari era fermo e per Righetti è rigore. Vediamo un po' se Reniero ci ha messo del suo o se il rigore era netto. Da qua però i due sono fermi. Beh, giudicate voi da casa, io non ho veramente più nulla da dire. Dai 5:40 va Giovanni Lanaro contro Leonardo Reggio, già un gol per lui. Dunque a 7:14 di questa infinita partita ha la possibilità di allungare il Trissino con Giovanni Lanaro contro Leonardo Reggio. Ai 5:40 il 27 trissinese.
la botta e il 3-1. Giovannaro buca Reggio e dunque il Trissino vola sul 3-1 su rigore. Tanto del girone B i Pumas avanti 3-1 sul Matera, il Viareggio 2-1 sul Forte. Adesso Piazza c'è 5 secondi in area, dunque Trissino con Ciambetti, Reniero, Lanaro e Tognetti. Fuori, ecco, rientrato Jacopo Reniero qua sul rovescio. Piazza prova a ripartire da una gran palla a Velasquez, che poi riesce a concludere la palla alta di un nulla. Vediamo che il Trissino ha saputo sfruttare molto bene le situazioni, le superiorità e il rigore. Seregno invece un po' meno, nel senso che nelle superiorità e nel rigore non ha capitalizzato. Questa fa la differenza in una partita contraddistinta da degli enormi errori arbitrali, come veramente raramente capita di vederne su una pista di hockey. Mina anche lo spettacolo e la consistenza di ragazzi che invece giocano un hockey sublime, anche quelli, soprattutto quelli del Trissino con Reniero e Giovanni Lanaro in questa fase di partita, ma tutti i ragazzi di Carlo Bertinato che sono avanti meritatamente per 3-1. Ora Lazzari, ancora Lazzari che scarica per Piazza. Ciambetti che recupera e apre per Giovanni Lanaro. Ora ancora Ciambetti. Gira dietro porta per Lanaro che fa muovere i compagni, poi apre per Reniero. Tognetti da lontano, Lanaro ci mette la stecca e poi Ciambetti recupera, ma Marco Tremolada, attenzione perché è un 2 contro 1, ancora Tremolada col gancio, Tremolada e poi la gran parata di Ray Flaminio. 5:39 alla fine, 3-1 per il Trissino. La doppietta di Giovanni Lanaro, il gol di Filippo Ciambetti. Qua attenzione Velasquez, ancora Velasquez. E c'è Rubega, poi c'è Tremolada che provava l'assist per Piazza, ma legge tutto credo Reniero che lancia di là Lanaro, ma recupera Velasquez che aspetta Febo, va da Febo e poi Rubega e poi la palla che Rubega toglie con un numero da circo. Grandissima parata di Ray Flaminio, scusate, non Rubega, il secondo portiere, insomma è molto bravo anche lui. Ray Flaminio a togliere la pallina di Febo, un grande intervento. Adesso Ciambetti per Giovanni Lanaro. Adesso Tognetti e sempre Giovanni Lanaro va raddoppiato da Velasquez. Tognetti in mezzo a questa pallina, bravo Febo a toccarla, Velasquez a ripartire, è una nuova superiorità per il Seregno che ne ha tante. Febo sbaglia da 2 passi sull'assist di Piazza. Seregno che ha davvero gettato alle ortiche almeno 3 contropiedi, 3 situazioni di superiorità. Adesso qui Piazza gira dietro porta, poi la palla resta ancora lì, ha una mano e Rubega ancora. Buonasera, per me c'è in porta Rubega. A me Righetti mi ha completamente mandato in tilt. Completamente, non mi era mai successo in tanti anni e qualche centinaia di telecronaca.
Adesso Marco Tremolada per Velasquez, Velasquez porta vuota, arriva il gol di Fiazza, questa volta il Seregno lo segna, arriva il quarto contropiede in campo aperto. E Bertinato ha lasciato, era già arrabbiato prima con i suoi per il troppo spazio lasciato davanti a Ray Flaminio. Ray Flaminio finora ha disputato una partita fantastica, ha tolto un paio di palline meravigliose, ma qui Fiazza, che nonostante il doppio blu che spende come una spada di Damocle, è riuscito a siglare il gol. Abbiamo Bertinato che ha qualcosa da dire ai suoi. Ciambetti, Tognetti, Fortuna e Jacopo Reniero. Trissino che si è un po' specchiato, giocando tanto ragionato e creando le sue occasioni, ma concedendo spazi, ampi spazi al Seregno, che ha avuto 3 ottime occasioni e poi è riuscito Fiazza a infilare il 3-2, il gol che riapre la partita, ridà anche un po' di sicurezze alla formazione di Giaroni. Attenzione, intanto si è aperto il secondo tempo a Sandrigo, il pareggio del Roller Bassano con Mattia Tottene, che quindi a cavallo del tempi ha firmato prima il 3-2 poi il 3-3. E dunque il pareggio del Roller Bassano, manca ancora tutta la ripresa, mancano 23 minuti abbondanti e dunque in questo momento il Seregno sarebbe ai playoff con una giornata d'anticipo, perché essendo a più 5 il Sandrigo farebbe solo un punto ed sarebbe a più 4. Ricordiamo che in un ipotetico arrivo alla pari il Sandrigo al fattore campo ha proprio vantaggio, qui vinceva 3-1, poi nell'ultimo minuto fecero 2 gol Marco Tremolada e Velasquez, mentre a Sandrigo la formazione sandricense ha combinato una delle sole 3 sconfitte in campionato del Seregno. Seregno e Trissino sono le squadre che hanno perso di meno, 3 partite a testa. Trissino ne ha vinta qualcuna in più, Seregno ha un po' il record di pareggi, ma insomma ha ottenuto anche risultati prestigiosi come quello sulla pista di Montecchio, per dirne una. Ora Vaghi sulle tracce di Jacopo Reniero, che poi torna da Tognetti, 2-3 minuti alla fine con Ciambetti per Tognetti, da lontanissimo, conclusione che ha una traiettoria velenosa perché si abbassa alla fine, però è larga e poteva mettere in difficoltà, anche se il modo di parare di Reggio in pantaglia, quindi utilizzando il gambale e non la stecca, è una pallina che salta davanti alla stecca. Parare alla vecchia maniera è un conto, parare in pantaglia ti consente proprio, lo dice proprio la parola spagnola, un muro. Quindi 2 gambali paralleli al parquet. Adesso Luca Fortuna blocca e taglia Ciambetti. Fortuna deve tornare da Tognetti. Reniero si stava sistemando un guanto, ma adesso piano piano sale, entra nel gioco, prova a tagliare dietro a Vaghi. Reniero in area, Fortuna per Tognetti, che infatti alza la testa e cerca proprio Reniero. Dietro porta con il fisico c'è Febbo, poi Vaghi che lo raddoppia 10 secondi alla fine dell'azione, riapre per Ciambetti, che prova un po' così come DNA del papà, cioè con la conclusione da lontanissimo. Papà però aveva 2 bicipiti che erano grossi come entrambe le braccia, 4 volte le braccia di Filippo. Adesso Velasquez, 1:40 alla fine, con Fiazza per Febbo, centralmente ancora Febbo, cerca uno spazio, trova Vaghi, poi taglia portando dietro l'uomo, invece Fiazza cerca in diagonale l'appoggio di Febbo, molto bravo, ma Vaghi viene anticipato da Tognetti. Riapertura per Ciambetti, ultimi 70 secondi di questo primo tempo. Fortuna e Tognetti, il palo esterno, una gran conclusione. Reggio era andato tutto a destra e qui poteva arrivarci solo col gambale, ma non l'ha alzato molto. E qui il palo esterno a 4 dita più a sinistra e la palla era a destra e la palla era dentro.
ancora fortuna. Adesso sono iniziato il countdown dei secondi, questa sera andiamo veramente lunghi. Ora appoggio che mette in corsa Ciambetti, rincorre, ma va a giocare con sempre Tognetti. Sale Reniero che riceve fortuna sul secondo palo, sempre dalla laterale di sinistra offensiva, ma non avrà fortuna anche nel power. Attenzione perché Vaghi ruba questa pallina, va una mano, Flaminio interviene, Velasquez, ancora Velasquez, e quindi Re Flaminio molto bravo in questa parata. Io chiedo scusa tantissimo a Re Flaminio perché davvero più volte ho detto Rubega, stasera ve l'ho detto. E intanto Reggio con il casco, il tuffo a togliere una gran pallina sulla Sirena, nonostante i Righetti. Finisce 3-2 il primo tempo per il Trissino, 6 cartellini blu, 13 falli di squadra. Il Trissino è fermo a 9 da 10 minuti e i ragazzi in pista invece la stanno interpretando bene. Intanto andiamo a Sandrigo dove Giacomo Somaccale trova il 4-3. Somaccale ragazzo del 2009, anche lui molto bravo, prodotto del giovanile sandricense. E dunque a 19-29 torna avanti il Sandrigo e torna a -2 il Sandrigo, e quindi non più nei playoff il Seregno. Insomma, qui la partita è ancora lunga, ci sarà tutto il secondo tempo. Adesso andiamo così a fare una pausa, ci sentiamo tra 8 minuti circa.
Bentornati al Palazzo Maschini, è il secondo tempo di Seregno Trissino, 3-2 per gli ospiti di una partita condizionata dai cartellini blu che però nel finale di tempo si è ristabilita. Adesso apriamo però con la notizia di Sandrigo, 5-3 per il Sandrigo. Insomma, Calè Rigon hanno allungato il roller Bassano, aveva raggiunto il 3-3 e quindi in questo momento il Sandrigo è a 2 punti dal Seregno. Ricordiamo che anche il Seregno facesse un punto, quindi andasse a più 3, lo scontro diretto vale per il Sandrigo e quindi dovrà poi il Seregno andare a Recoaro domenica e fare 1/3 punti. Dipenderà poi anche da cosa farà il Sandrigo con il Trissino all'ultima. Ragionamenti obbligatori per conquistare il playoff, perché quello è diventato l'obiettivo di stagione, era la salvezza, ma poi il Seregno a suon di prestazioni è riuscita a guadagnarsi questo obiettivo. Qui Giovanni Lannaro va via una mano in questo inizio di secondo tempo vibrante. Adesso Luca Vaghi va in sponda per Lazzari, addomestica la pallina, esce dal pressing anzi Boscaro lo tiene lì in angolo, ancora Lazzari ha attaccato da Tognetti e poi apre per Santi Velasquez. Ancora Velasquez centralmente, taglia Vaghi, Velasquez non c'è spazio, chiude la difesa trissinese, attenzione a Flamino, poi Velasquez e ancora la parata. Attenzione intanto a Reniero, Lannaro, Boscaro e Tognetti. 4 in pista per Bertinato. Qui attenzione, grande intervento di Boscaro che alza la testa e riparte. Lannaro a sinistra, lui si accentra, c'era Reniero, va a Tognetti. Ora ancora Tognetti per Boscaro. Adesso Reniero sul laterale di sinistra, ancora Tognetti. Il capitano trissinese, la palla resta ancora lì a 10 secondi dalla fine. Tognetti carica e poi bravo Reggio in tuffo a chiudere l'angolino, fa protezione Fiazza sulla pressione di Giovanni Lannaro, un fattore Lannaro e Reniero nel Trissino, bene tutti, benissimo loro. Qua una grande azione con la parata fantastica di Ray Flaminio che compie un grande intervento, davvero da applausi, e non il primo del portiere trissinese, alta qualità, e poi Reggio di là non è da meno del collega. Portieri molto bene in questa partita, 3-2, ma non c'è nulla di attenzione intanto Velasquez gli fa questa pallina a Lannaro e poi ancora Ray Flaminio sul testa a testa, ancora Velasquez e poi Lannaro che di potenza serve, va via e serve Boscaro, ripallo Fiazza, Velasquez. Piazza 2 cartellini blu, attenzione perché veramente spada di Dinamo che per un eventuale terzo che varrebbe il rosso. Attenzione Vaghi e butta fuori una pallina clamorosa Vaghi, poi viene credo colpito qua, puntualissimo Matteo Corbetta, sì, ha lasciato lì la stecca e poi ha tirato nelle parti nobili, malissimo questo intervento. Poi Giovanni Lannaro va a chiedere scusa a Vaghi. E quindi adesso Righetti ha chiamato l'arbitro e il medico e quindi deve uscire dal regolamento. Vaghi, quindi c'è il dottore per forza in pista e adesso viene mandato fuori. Attenzione, no, non ci credo, non può essere. Ha buttato fuori Marco Tremolada perché ha messo il piede in pista con il blu, mentre Vaghi era ancora lì per uscire, e quindi errore di Marco Tremolada e della frittata colossale di una serata veramente da comica
di Righetti, anche il blu a Marco Tremolada, che da regolamento è entrato un giocatore in più. Vaghi era a posto, lui ha fatto entrare il sanitario, il dottore ha dato da Vaghi, lui ha detto no, dovete uscire, mentre usciva Vaghi, Tremolada così senza pensarci ha messo il piede in pista. Cartellino blu, e settimo cartellino blu di serata, e dunque altri 2 minuti in più di superiorità per il Trissino. Io continuo a sostenere, come l'unanimità di persone che ho trovato qui, e qualche mondiale l'ha vinto, che senza arbitro questa sarebbe stata una bellissima partita. Giudizio personale, me lo dovete concedere, non lo faccio mai, ma questa volta ci sta. Boscaro, Lanaro con Reniero e Tognetti. Conclusione sul casco di Reggio, che prende proprio la botta di Gio Lanaro, che ha una conclusione potentissima. Grande Reggio in questo intervento, è dato sempre 5-3 a Sandrigo. Ora Boscaro per Lanaro. Adesso è solo Reniero che non riesce, poi nel tap-in esce Velasquez dritto per contrastare Lanaro, mentre è sempre a 9 falli da più o meno, io credo, metà primo tempo. E bravo Fiazza a contrastare Reniero. Sento le urla di Carlo Bertinato con le cuffie qui su. Qui intanto Reggio sulla conclusione di Lanaro. Power play che si è concluso con 2 tiri di Lanaro, uno da sinistra e uno da destra. Adesso è il terzo. Le 2 grandi parate di Reggio, questa è fuori invece. Adesso ancora Boscaro. Reniero cerca sul secondo palo Tognetti. Qui Lazzari va uno contro tutti, l'unica cosa che può fare, però Boscaro interviene molto bene e lo ferma. Attenzione Reniero, poi la palla resta lì, la tocca col pattino Lazzari, perché rimbalza sul pattino non volontariamente. Velasquez si avventura in mezzo a 3, arriva il no, non è 10° fallo, arriva il giallo per Velasquez e il fallo di squadra in favore del Trissino. Attenzione, perché vediamo se gli dà anche il blu. 2 giallo, e quindi Velasquez non era ancora stato ammonito forse, e quindi si gioca con Velasquez in pista. Io credo che il tocco ci sia stato, poi poteva anche accentuare un po' come nel rigore, però andiamo va su, e poi c'è il tocco, sì, lieve, un po' forse accentua. Si torna in 4 contro 4, Marco Tremolada rientra in pista 2 minuti dopo, non porta errori, non porta marcature l'errore di Tremolada sullo show di Righetti, ma in compenso sono trascorsi 2 minuti, una ammonizione a Velasquez e un paio di ottime parate di Reggio, di là anche Ray Flaminio davvero molto positivo. Di Marco Tremolada per Lazzari. Fiazza prova a giocare, ragionato anche il Seregno, una cosa che accade non spesso, perché nella fine del primo tempo è stato proprio un break via l'altro, con ripartenze 3 contro 2 e situazioni. Qui intanto palo di Reniero clamoroso, bellezza balistica disarmante da parte di Reniero. Qui Velasquez, poi Fiazza e ancora Ray Flaminio. Spettacolare l'intervento da palo a palo su un tiro a botta sicura di Fiazza. Qui Boscaro, mamma Fiazza, cosa ha tolto dalla stecca di Boscaro, nonostante i 2 cartellini blu sulla testa. Davvero intervento perfetto di Fiazza, ma di là Ray Flaminio. Qui Velasquez si addormenta un attimo, Lanaro lo anticipa, poi Reniero va giù. Cosa dice Righetti? Attenzione, fatemi vedere perché non lo so. Giallo a Tognetti. Allora
io lascio veramente decidere a voi. Tognetti va qui, Velasquez lo aggancia. Era rigore netto questo, eh? Era rigore netto. Era proprio rigore netto. Fammelo rivedere, ti prego, perché c'è un timeout chiamato da Giaroli perché regna la confusione. Hai uno slow-mo, riesci? Matteo, grazie. Vedete, lo aggancia col patino. Questo è rigore tutta la vita in favore del Trissino, ma proprio sacrosanto. Questo era rigore tutta la vita per il Trissino, ma nettissimo proprio. Invece qua ha girato così quello che ha visto. È in confusione, Righetti, totalmente. Secondo me un cartellino lo dà anche a me adesso, tra un po' mi punta blu, 2 minuti. Mi dispiace perché davvero il Trissino gioca un hockey meraviglioso e la qualità di come sono migliorati i ragazzi di Carlo Bertinato ve lo dipingo dall'inizio della partita, da Re Flaminio a tutti davvero, poi insomma anche Francesco Tognetti che manca anche un protagonista a questa gara, a quelli che sono in pista da Giovanni Lanaro Jacopo Reniero, davvero sontuosi. Dall'altra parte anche il Seregno, Reggio, Lazzari, Velasquez, insomma Febo anche stanno giocando una grande gara. Diventa poi difficile anche fare una valutazione quando ci sono un po' così questi errori, e qui da un rigore netto per il Trissino perché era netto l'intervento di Velasquez. C'è il 10° fallo e quindi dai 7,40 va Marco Tremolada contro Re Flaminio. Tremolada, il gancio e Marco Tremolada firma il 3-3 del Seregno. Bravissimo Tremolada nell'1 contro 1. Re Flaminio non è facile da battere, ho guardato molto bene, guardate, finta a sinistra, poi il gancio col cambio con il gancio da sinistra a destra, metto giù con un tempo di gioco in anticipo forse Re Flaminio. Arriva al 3-3 a 18,14 dalla fine, mentre attenzione perché a 4 dalla fine doppietta di Tottene in 1 minuto. Il Bassano ha pareggiato a Sandrigo, ha pareggiato con 2 gol di Tottene. Attenzione, intanto dall'altra parte Boscaro, manca 4-0-6, è cambiato tutto in un amen. Ha pareggiato il Seregno, ha pareggiato soprattutto il Roller Bassano perché il Sandrigo è obbligato a vincere, in questo momento non lo sta facendo. Qui va Marco Tremolada per Velasquez. Chiaro che poi il Seregno dovesse vincere questa partita, al di là del prestigio di battere una squadra come il Trissino, che è la seconda in classifica, ma che sta giocando una sontuosa gara, poi sarebbe proprio il prestigio di tre. Attenzione perché Velasquez trova una pallina, una piccadigna che si sbegna alla sinistra di Re Flaminio, e il fallo di squadra poi contro. Adesso esce Gio Lanaro che ha giocato standing ovation per Giovanni Lanaro in questa gara. Entra Filippo Ciambetti, ora Boscaro da destra, Febo lo abbatte, fallo di squadra. Attenzione Boscaro, Reniero, scusate, devo battere, ma c'è ancora il compagno dietro. Febo giustamente va a chiedere scusa. Adesso Marco Tremolada, ancora Marco Tremolada che lotta con fortuna, palla è lì, poi conosce un po' col pattino, un po' con la stecca, e Reniero va di là. C'è il blocco di Ciambetti che però il blocco di Ciambetti tiene. Attenzione, attenzione, ha segnato il Roller Bassano il 6-5 a Sandrigo, clamoroso a 3 dalla fine. Pelva, il vecchio Edoardo Pelva, il Roller Bassano è avanti 6-5 a Sandrigo. L'esultanza della presidentessa Raimondi, vabbè, l'hockey 180 secondi può cambiare tutta la vita, quindi bisogna stare molto calmi. Reniero, e adesso c'è Carlo Bertinato che alza, sento le urla di Carlo Bertinato da qua su. Carlo davvero ha una garra vincente, insomma, pazzesca. Ora taglia in Veronica Ciambetti per Boscaro, anche 6 secondi ai 45 non ci siamo mai andato al tiro di Ciambetti.
E dunque Febo! Protezione, conclusione e traversa del 36 seregnese. La partita è davvero, i gesti tecnici e la spettacolarità della gara davvero notevoli, con Febo che accelera, fa protezione e va a coprire la traversa. Attenzione, Velasquez, resta qui Boscaro che fa uno sgambetto a Velasquez che resta lì il pattino probabilmente. Velasquez vola via, il contatto io credo che ci sia stato. E dunque il replay, Matteo, di questa. Ringraziamo Matteo Corbetta, tanto lavoro questa sera chiaramente per la regia. Mentre ecco, attenzione adesso Tessarolo. Tanto l'aggiornamento da Sandrigo ha segnato ancora Tottenham che ne ha fatti 5. 7-5 per il Roller Bassano che perdeva 5-3 a poco dalla fine. Qua interviene Vaghi, prova a partire Tessarolo, è 1 contro 2. Ora Tessarolo fa saltare la pallina, bravo Boscaro. Poi arriva Vaghi invece recupera. Ancora Vaghi con rovescio. Luca Vaghi 4-3, il 2009 di Casa Seregno ribalta la situazione, sotto 3-1 arriva il 4-3. Luca Vaghi, il suo rovescio qui Re Flamino non ci arriva, clamoroso, mentre davvero è clamoroso anche quello che sta succedendo a Sandrigo. Anche a 1,27, 7-5, ne deve fare 3 in 87 secondi il Sandrigo per ribaltare. A questo momento il segno sarebbe comunque playoff, in questo momento ci sarebbero 8 punti di differenza. Quindi tensione anche in panchina, con Carlo Bertinato, ho visto nel tavolo Marini, Tremolada. Nervosismo adesso sempre nato da un solo fattore. Qua Febo nell'angolo, 14-50 alla fine, manca tantissimo, arriva Febo, una mano ma poi fortuna, poi Febo recupera anche, bravissimo qui, stecca alta, ha ragione a lamentarsi fortuna perché Febo ha alzato la stecca sopra la testa e non se n'è avveduto l'arbitro di Boscaro e Febo si è fatto praticamente il periplo della pista, partendo da là si è fatto 100 metri in pattinata, 20x40 e 40, 100 metri da lato a lato di Edoardo Febo in uno sprint. Qui gira, molto bravo a fare protezione, poi Tognetti, manca il gemello questa sera Francesco che ha un infortunio, la pubalgia. Attenzione a questa conclusione e quindi Fiazza può andare di là, ancora Fiazza. Carlo Bertinato indiavolato, qui Tessarolo, poi deve arrivare Luca Fortuna. Adesso Seregno ha alzato di tanto il tasso tecnico di questa partita e ora Fiazza prova a ripartire, c'è Tognetti dietro a lui, ancora Fiazza va dietro la porta, poi Mauro Fiazza che lavora con i compagni, gira, va nell'angolo e Vaghi capisce tutto. Poi c'è Tognetti che invece anticipa, 13-20. Di là ha chiamato Giovanni Lanaro Bertinato e anche Reniero, i cavalli, i pezzi grossi di questo Trissino che davvero è. 8-5 ha segnato Pelva a 12 secondi dalla fine e il Seregno della presidentessa Raimondi ai playoff. 8-5 da 5-3, parziale di 0-5 il Roller Bassano, è quella che doveva essere una stagione di sofferenza
un pareggio e 7 sconfitte in Coppa Italia per tutti gli addetti ai lavori. La prima squadra che doveva retrocedere in Serie B è il Seregno, che va a fare i playoff per la Serie A 1, che quasi Fiazza va a concludere. Adesso va di là, 2 contro 1, Fortuna, e poi Fiazza che aveva sbagliato va a recuperare con davvero la standing ovation per il capitano seregnese, autore di una prestazione clamorosa. E quindi non sarà l'ultima telecronaca questa di stagione, sicuramente almeno un'altra, e attenzione se non 2. E francamente di smettere di fare telecronaca l'11 aprile, arrivare a ottobre è lunga. E dunque Lazzari va in sponda per Vaghi, va dentro, cosa ha fatto Ray Flaminio su Tessarolo, grande intervento, attenzione Lanaro di là, e poi al volo Reniero non trova la porta, ancora Febo per Lazzari. Lazzari accelera, Lazzari trova Tognetti di posizione, gli sradica la sfera, punta Tessarolo, va centralmente, arriva Vaghi a lavorare in un raddoppio di grande intelligenza il 2009, poi Lazzari, Vaghi non scatta, prova a scattare Tessarolo, Vaghi è rimasto lì a protezione della difesa, Lazzari ha alzato la testa per cercare il taglio di Vaghi, ma Vaghi lo ha guardato come dire io sto qui, non scatto perché siamo avanti 4-3 e è una situazione di gestione. Qui Lazzari su Gio Lanaro, 5 secondi passano e il Seregno recupera il possesso, 11-14, manca tantissimo, è finita a Sandrigo, e dunque 8-5, pazzesco, il Sandrigo vinceva 5-3 a più o meno 5 dalla fine, ha segnato 5 gol, Roller Bassallo 5 minuti dalla fine. Ora Tessarolo va da Febo, Ciambetti e Tognetti, e comunque il Seregno che è avanti 4-3, sotto 3-1 nonostante le inferiorità numeriche, gli errori anche. Attenzione qua Reggio che si salva con un grande intervento distinto, andare a togliere quella pallina. E dunque io credo che in panchina a Seregno sia arrivata la notizia, perché stanno ridendo tutti e che non credo che sia un momento in cui poter ridere, nel senso sorridono, e io non ho mai visto Giaroni sorridere in panchina in una partita di campionato, quindi vi posso garantire che la notizia è arrivata, e dunque vada come vada questa partita il Seregno giocherà playoff contro chi? Questa è una bella domanda, perché si andrà probabilmente a Matera. Potrebbe essere. Il Matera però perde coi Pumas, attenzione, tolgo quel probabilmente. Tutto da rivedere con la classifica di Serie A2, perché il Matera sì è primo, ma è pari col Camaiore. Però sta perdendo questa sera, quindi potrebbe essere Camaiore. Sì, anche Versilia non è male, poi aprile-maggio con queste giornate. Attenzione, intanto Lanaro prova per Tognetti, un passaggio che tra metà tra Tognetti e Reniero. Lazzari prova a uscire di sponda, ma c'è ancora Giovanni Lanaro che entra con un gancio, mamma mia Giovanni Lanaro. Ora questa pallina dentro, Ciambetti, e poi Reggio in pantaglia, Ciambetti bravissimo, Reggio interviene qua, Tessarolo contro due colossi, poi Lanaro e Tessarolo, vediamo Righetti cosa fischia, un fallo contro Tessarolo, il Lanaro apre, succede qualcosa, ovvero c'era un time out chiesto da Giaroni.
E dunque la classifica di A2 con il roller Bassano che arriva a quota 20 e sorpassa il Sandrigo. Quindi attenzione perché nell'ultima Requaro, Montebello e Valdagno andranno a giocare i play-out di là con Sarzana Eboli e Irem Follonica. Queste le 6 certe per i play-out, e i play-off tiene Montecchio, Correggio e Seregno. Nel girone B Matera, Camaiore, Pumas e Scandiano. E quindi qui anche arrivare ai primi, te trovi lo Scandiano quarto, Scandiano che ha una coppia d'attacco Alessandro Uva Tognacca, una gran bella squadra lo Scandiano. Attenzione intanto, ma sarà discorso che poi faremo, si partirà già dall'ultimo weekend di aprile, 25-26 aprile, adesso poi vedremo quale sarà l'avversaria, ma non lo potremo sapere sicuramente questa sera, anche perché se non sbaglio il Matera gioca oggi e domani, anzi ve lo dico proprio subito, perché il Matera gioca oggi contro il Pumas e sta perdendo 6-3. No. Vabbè. Perché è una gara in corso, ok, a pari, va bene. Quindi giocherà poi l'ultima al Matera in casa con il Camaiore, quindi uno scontro diretto per il primo posto. Qua Reniero comunque vada tra Camaiore e Matera. Bisogna vedere chi sarà prima, e poi bisogna vedere anche se il Seregno sarà quarto, perché il Correggio giocherà invece in casa con il Tiene domani e poi a Trissino l'ultima, quindi il Correggio ha 2 partite difficilissime. Ma è rientrato Menendez, non so se Santi Sala, però Menendez da Valentina sì, e quindi sarà a ranghi completi, ma senza Dimone. Qui tanto Tessarolo con un immenso intervento difensivo, 9-24 alla fine. Adesso la conclusione da lontano di Reniero e poi Tessarolo che punta e non salta però Tognetti, che è bravo a tenere la posizione. Arriva Ciambetti, fuori proprio per Reniero, rovescio, palla dietro porta con Velasquez e conclusione. Attenzione, questa pallina pericolosissima. Che attraversa tutta la panchina e il tavolo. Rientra Luca Vaghi, però la match winner di questa gara, il 4-3, porta la sua firma. Per Luca Vaghi è il secondo gol in campionato, ma gli aggiungiamo anche qualche assist e una grande crescita. Qui attenzione a Vaghi proprio che va a recuperare questa sfera, prova ad andare dall'altra parte davanti a Lanaro. Vaghi con una mano ha molto dinamismo, però la fisicità di Lanaro non è superabile. Reniero con 4 pattinte supera proprio Vaghi, va di là Reniero, poi Tognetti e poi 2 volte Leonardo Reggio, che ha dimostrato di essere veramente un grande portiere. Qua la gran conclusione, ancora Reggio, ancora Leonardo Reggio. Solo lottano nell'angolo Vaghi e Ciapetti. Mamma mia Reggio, 3 parate una dietro l'altra, una più bella dell'altra. Da lui anche Reo Flaminio con un paio di interventi davvero di altissimo profilo. Adesso Vaghi, scusate, Tremolada butta lunga e si riparte con il Trissino che a 8 minuti alla fine può provare a attenzione, intanto viene Reniero, colpisce Vaghi, resta a terra. Qua c'è Lazzari in attacco e giustamente Righetti ferma perché c'è un ragazzo che è Reniero a terra, ha preso una botta credo sullo sterno da Vaghi, vedete, non lo fa apposta, va giù dritto, classico colpo insomma di chi si mette di fianco. Poi Reniero è molto più alto, quindi colpire la spalla dell'avversario è una cosa abbastanza usuale.
Adesso Lazzari, attaccato da Fortuna, ancora Lazzari, verso Tremolada, 2 alti e 2 bassi per il Seregno. Questo è il dettame di gioco da parte di Giaroni. No look di Vaghi che va da Lazzari, che poi si gira con questa pallina per Vaghi. Ray Flaminio, mamma mia, Ray Flaminio, che parata ancora da parte di Flaminio. Qui Velasquez che recupera, va di sponda e c'è ancora Vaghi. Forse la sua, anzi sicuramente la miglior partita di Vaghi nella sua crescita. Ricordiamo 2009, ma gioca in pianta stabile già dalla stagione scorsa, quindi dal 2024. Ora Tognetti si allarga, ci mandi Lenaro dietro porta, 6:50 alla fine. Ciambetti e Fortuna. Carica la conclusione, rasoterra di Tognetti e poi Reggio. Fortuna e Tognetti. Sulla conclusione da lontano Trissino che prova l'ultimo forcing, 6:14 alla fine, 4-3 di una partita che in termini di classifica non ha più nulla da dire, perché lo ricordiamo, con il Roller Bassano che vince a Sandrigo il Seregno è già matematicamente nei playoff, mentre il Trissino ha fatto il suo gran bel campionato e lo vuole chiudere alla grande, ma non farà classifica, giocherà la prossima con il Correggio. Ora Lazzari per Velasquez, Velasquez prova a ridare a Lazzari, occhio perché è un campo aperto, con Reggio, cosa ha preso adesso Reggio? Attenzione, Tremolada! E poi Re Flaminio, mamma la parata di Reggio, era gol praticamente fatto. Qui attenzione Velasquez che prova a ripartire ma poi vuole un po' di ordine e poi si prova ad andarsene. Questo è il fallo di Fortuna ed è il fallo numero 12, credo di sì. 12-8 i falli e 7 cartellini blu, di cui 6 nei primi 12 minuti. Il tabellino di guerra. Oh, che botta qui a Vacchi. È entrato anche il ha preso una botta contro la balaustra Luca Vaghi. Da parte di Nicola Scarpinelli. Io ero veramente all'inizio partita, ve l'avevo dato in pista parlando anche di Carlos, era Jacopo Reniero ovviamente, ma la confusione totale in cui è regnata il primo quarto di partita, spero di dimenticarla in fretta.
è entrato adesso Nicola Carpinelli, figlio di Carlos, è rientrato lui, è solo là da dicembre che non giocava, classe 2005. Adesso una botta, poi è bello vedere proprio Boscaro che sorregge Luca Vaghi. Boscaro è 2008, Vaghi è 2009, Pinelli 2005, il più anziano è Velasquez che è un 2003. Questo è detto, presto detto. Questa Serie A2 che è in assoluto un under 23, sono pochissimi gli over 30, veramente una rarità. Attenzione, intanto adesso si gioca ancora con Boscaro, Tognetti, Carpinelli e Jacopo Reniero. Dall'altra parte Tessarolo, Velasquez, Febbo, Fiazza. Una conclusione che è simile alla sinistra del palo di Reggio, che era coperto. 4:40 alla fine, solo le 22:22 sono finite quasi tutte le partite sulle altre piste, compreso il derby Lodi Monza, con il Monza avanti 3-1, ma Girardelli è qui alla nostra destra, ha preferito vedere il figlio Lanaro, è diventato 4-1 per il Monza Lodi. E adesso Febbo, gancio di Febbo per Tessarolo. Reniero, Carpinelli per Boscaro. Velasquez prova a sfidare il numero 11, che è molto bravo a tenere ancora sfera, ma poi deve uscire e rientrare su Carpinelli che va alla conclusione. Palla deviata da Febbo. .40 alla fine. Sono finite tutte le partite in Serie A1. Forte Follonica 7-1, Valdagno sulla zona 3-2, Novara Breganze 5-1, a Grosseto il Trissino A, ovviamente il Trissino ha vinto 11-4 e a Lodi 4-1 per il Monza. In Serie A2 nel gruppo A Bassano ha vinto 8-5 in casa del Sandrigo. Nel girone B il Matera, che aveva vinto a Viareggio nella giornata di ieri, sta perdendo 6-3 in casa del Pumas stasera. Poi Viareggio Forte 7-1, Castiglione Follonica 6-2, Camaiore Eboli 11-2. Nell'ultima quindi c'è Matera Camaiore per stabilire chi sarà prima nel girone B e chi giocherà contro il Seregno. Ora Boscaro, Velasquez lo aggancia, fallo di squadra, dice Righetti. Boscaro si arrabbia tantissimo, vorrebbe l'8º cartellino blu della partita e avrebbe anche ragione perché è stato agganciato. Velasquez mima uno autosgambetto e quindi tre e mezzo alla fine di una partita infinita. Tognetti manca, stanchezza, questa è pura stanchezza. Reniero va a concludere qua, però Velasquez si ferma, è suonata la sirena e c'è il gol del Trissino, ma è suonata la sirena, mamma, è suonata la sirena, Righetti non ha fischiato, non ci posso credere, stavo fischiando, è suonata la sirena, sono andati avanti ancora 2-3 secondi, hanno ragione i ragazzi del Trissino ad arrabbiarsi, era suonata la sirena, avrebbe dovuto fischiare immediatamente, invece ha lasciato continuare. Mamma, stasera 45 sono fischiati, quindi Righetti dice io dovevo fischiare. Carlo Bertinato, non vi traduco.
Ci ha messo tantissimo, cioè non ha fischiato, l'azione è andata avanti e ovviamente Reggio e quelli del Seregno erano fermi. Fai rivedere l'azione, Matteo, ci riesci? Adesso qui praticamente suona la sirena, vedete che Velasquez è fermo perché è suonata la sirena, si sono fermati tutti, ma i giocatori del Seregno erano fermi. Quindi non è gol, è punizione per il Seregno perché erano scaduti 45 secondi. Quindi vabbè, io se fosse giocato senza arbitro sarebbe stata una partita fantastica questa, lo garantisco. Fiazza dietro porta e va a lungo per Tessarolo. Tessarolo trova Velasquez, Veronica, Velasquez poi perde l'appoggio col pattino esterno e dunque la sua Veronica faccia un controllo che Boscaro prima perde, poi invece sembra aver recuperato, ma Febbo rifinisce e può andare di là, servito da Fiazza. 2:40 alla fine, quindi 50 secondi adesso alla fine della partita. Velasquez ha davanti a sé Carpinelli, laterale di sinistra, poi la chiusura alla fine in qualche modo Jacopo Reniero, non c'è in pista Giovanni Lanaro, sì l'ha rimesso qua a destra, qui c'è un blocco di Carpinelli che forse spingendo Velasquez ne favorisce il recupero, poi Fiazza, adesso tanta confusione ovviamente col Seregno, ricordiamo che è passato in vantaggio con Velasquez, attenzione qua per un fallo analogo nel primo tempo Righetti ha dato un blu e giustamente Fiazza gli dice perché non gli dai il blu, ma ha ragione, per la stessa cosa è stato punito, ha chiamato anche il medico. Adesso occhio perché il medico prima è entrato e Tremolada si è preso 2 minuti peccato, che peccato. Quindi adesso Fiazza deve uscire, il medico giustamente dice vabbè esco anch'io, Lazzari chiede se può entrare e ha deciso di metterla a sorridere. 126 secondi alla fine di una gara che le due squadre hanno interpretato veramente bene perché hanno giocato o cercato di farlo nel limite. Poi qui attenzione Carpinelli dentro questa sfera, Lazzari poi recupera, laterale di destra ancora Lazzari che va a giocare contro Jacopo Reniero che ha una grande marcatura su Lazzari, poi Lazzari è bravo a far saltare fuori questa pallina, ovviamente un mago che tira fuori il coniglio dal cilindro. Adesso Velasquez apre proprio per Lazzari, non c'è dai e vai perché c'è la grande difesa di Andrea Tognetti che va di là, serve Lanaro e poi c'è un muro, Leonardo Reggio, Tessarolo è mezza 2, Tessarolo attenzione perché gira dietro porta, viene ovviamente raddoppiato, 1:18 alla fine, vediamo se Carlo Bertinato toglierà a Ray Flaminio, autore anche lui di una partita mostruosa, il Febbo 5 secondi. E per la prima volta in 2 anni in cui mi occupo della comunicazione seregnese arriva un coro dagli spalti e sono francamente emozionato per questi ragazzi perché hanno conquistato i playoff, davvero ve lo ricordo, un pareggio e 7 sconfitte in Coppa Italia. Il playoff, se ci fosse stata una quota sarebbe stato almeno a 30 probabilmente. Boscaro per Lanaro in empty net, quindi senza portiere, 5 contro 4 per questi ultimi 58 secondi. Carpinelli apre, Lanaro nell'angolo, ancora Carpinelli dentro, Reggio devia, poi Lanaro, la palla esce, c'era un buco su quel primo palo, illusione ottica. Bertinato che urla a Lanaro perché Lanaro pensava di far rientrare il Flaminio, invece dice no, stai giù. Lanaro pressato da Tessarolo e adesso Boscaro, Reggio con nonchalance con la sua manola a sinistra va a deviare la pallina che tocca la struttura e quindi punizione, palla 2 scusate da centrocampo e rientra Ray Flaminio 38.8, siamo 22:30 come un bel hockey quando iniziava alle 21. Ora Febbo attaccato da Lanaro, raddoppio di Boscaro, 30 secondi al termine
Febo prova a saltare fuori, riesce Re Flaminio, attenzione perché Seregno ha 9 falli e anche da un po'. Adesso Giovanni Lanaro, c'è sul primo palo la conclusione e poi Lazzari che va a recuperare, la mette nell'angolo. Si arrabbia altissimo perché l'ha colpita sulla coscia, ma il tiro è arrivato sulla coscia mentre lui era davanti. Attenzione, Velasquez si immola, ma è punizione. Pazzo, un folle. Velasquez davvero qui il DNA del mono del papà, l'ho vista tutta perché è fallo di squadra e quindi tiro diretta su questo tuffo di Velasquez che si tuffa, prende una pallinata addosso e a 4.5 secondi dalla fine Righetti dà fallo di squadra. Io dunque, allora, rosso a Giaroni e questo era no bet. Okay. È riuscito a prendere i cori dai genitori e i tifosi del Seregno che da quelli del Trissolo non era facile. E quindi sulla scivolata di Velasquez, che era fallo perché l'ha toccata con la pallina a terra, Righetti ha dato decimo fallo. Ma se tu tocchi la pallina quando è a terra, nel senso con una parte del corpo appoggiata sul parquet, è fallo di squadra. Però nella sua interpretazione, io credo personale del regolamento, perché questa sfumatura non la conosco, adesso anche Maurizio Bistecca va a chiedere perché. E quindi 4.5 secondi alla fine. Giovanni Lanaro contro Leonardo Reggio per andare a provare a pareggiare questa partita che ai punti il Trissolo strameriterebbe di pareggiare, perché ha giocato una grande partita. E il Seregno che però è ai playoff, vediamo cosa succederà. 4.3 secondi alla fine, Leonardo Reggio contro Giovanni Lanaro, forse i due migliori in pista, Vediamo Lanaro contro Reggio, tiro, Reggio respinge e il Seregno vola ai playoff, vincendo anche questa partita e batte una squadra non forte, fortissima, perché questo Trissolo è una squadra fortissima. Il Seregno che dunque vince 4-3, va avanti 1-0 e poi va sotto 3-1 e riesce a rimontare una squadra davvero forte come il Trissino. E dunque i playoff, domenica si giocherà a Recoaro, ma quella dopo sarà playoff per il Seregno della presidentessa Raimondi, di Luca Giaroni, di una società rifondata nel 2012 quando l'hockey a Seregno era praticamente finito, scomparso da zero, con un settore giovanile, la ricostruzione e 200 atleti tesserati. Ora, cosa è successo non lo so, però qualcosa deve essere successo ancora. Io credo che ci voglia il saluto, spero, e basta. 4-3 di una serata pazzesca in cui c'è un solo protagonista negativo, l'avete visto voi. Pazienza all'hockey, comunque i ragazzi lo hanno onorato. Questo Trissino perde la quarta partita di stagione, il Seregno è la squadra meno battuta dell'intera Serie A2 e anche questa sera per l'8ª volta in stagione in rimonta. Incredibile davvero il lavoro di Luca Giaroni e di tutti questi ragazzi, di Riccardo Alberio, di Tommaso Colamaria che è il supervisore. È davvero pazzesco come questa squadra, vi ricordo, un pareggio, 7 sconfitte in Coppa Italia e poi il campionato inizia con anche la vittoria soprattutto di Correggio sotto 4-1 nel primo tempo e vittoria per 5-4. Complimenti a questo Seregno, complimenti al Trissino perché la società
del presidente Mastrotto, prima in A1, prima con il femminile, seconda in A2 con un lavoro incommiabile, perché sono migliorati tutti dal lavoro di Boscaro dell'anno scorso, che io vi ricordo perché le mani prima le aveva Malo Boscaro, aveva fatto un grande lavoro, quest'anno Carlo Bertinato ha portato avanti il mestiere. Io ringrazio Mauro Tentamanzi per le sue immagini sempre perfette, e Matteo Corbetta che questa sera ha lavorato il doppio. Ringrazio anche Mauro Esposto che è stato a farmi supporto in questa sera. Noi ci sentiamo tra 2 settimane, no, a Requaro, poi la prossima sarà gara 1 probabilmente o Matera o Scandialo, vediamo, e poi gara 2 la prima di maggio, del weekend del 1° di maggio, qui per un playoff che nessuno avrebbe mai e poi mai pronosticato. Paolo Virghi a tutti, buonasera, un saluto a casa, e per gli errori davvero chiedo venia, devo aver fatto nel primo tempo la peggior telecronaca della mia vita, la colpa ce l'ha uno che è vestito di nero. Ciao a tutti.